ed è deformato anche il processo democratico, è deformato il modo di andare a votare dalle leggi elettorali di un certo tipo, è deformata la qualità dei candidati che poi vanno in Parlamento, è deformata la qualità del Parlamento stesso che non fa più niente. Questa è una democrazia che sotto i nostri occhi sta svanendo, io la definisco qui in questa copertina una democrazia svenuta. Perché svenuta? Tanto potevo dire morta, ma siccome sono un ottimista inguaribile si pensa che uno svenuto gli metti i sali e questo riviene. Il problema è trovare chi gli mette i sali e i sali, quali sono i sali per farla rinvenire. Ecco, ma insomma è svenuta. Del resto la cosa si può spiegare molto banalmente. Se volete in 3 secondi, è una cosa che potrei fare se me lo permettessero, ma naturalmente non me lo permette nessuno, un giorno qualunque, anche stasera, se mi chiama il direttore del TG1 o del TG5 alle 8 e mi dice: senti, vorresti spiegare in 1 minuto e mezzo agli italiani delle 8 di sera, cioè il principale, qual è il problema in questo momento della democrazia italiana? Io gli farei questo discorso, rimettiamo gli orologi in 1 minuto e mezzo, cioè un tempo prevedibile in un telegiornale. Dedicano servizi di 5-6 minuti a estragi, tutti contenti, con grandi domande: cosa ha provato? Vabbè, è contenta che suo figlio è morto, cose così, abbiamo assistito a cose tremende. Ebbene, la democrazia si fonda su 3 poteri, sulla divisione di 3 poteri: il potere esecutivo, il potere giudiziario e il potere legislativo. Questo ai tempi di Montesquieu poi. E così è per la democrazia italiana, che si basa su una Costituzione che prevede questa divisione di poteri. Domanda: del potere esecutivo c'è? Certo che c'è, lo vediamo tutti i giorni, c'è un Presidente del Consiglio, in questo caso ipertrofico come Berlusconi, ma comunque c'è la prima prova, c'è l'esecutivo. C'è il potere giudiziario? E come se non c'è? Ci sono i giudici, parlano tutti i giorni del rapporto fra politica e magistratura, il potere giudiziario quindi c'è. Ma il potere giudiziario su che cosa lavora? Qual è la materia prima del potere giudiziario? Le leggi. Le fanno loro le leggi? No. Le fa il potere legislativo. E c'è il potere legislativo? No. Sotto i nostri occhi questo tavolino a 3 zampe con i 3 poteri ne ha persa una. Un tavolino a 3 zampe, lo chiedo alle donne di casa, come si diceva una volta, può reggersi su 2 zampe sole? No, se è fatto per essere su 3 zampe crollerà il tavolino. Che volete che faccia, povero tavolino? Quindi le 2 zampe del potere giudiziario e del potere esecutivo, che litigano fra di loro sui giornali anche di oggi, di ieri, di domani, in realtà stanno litigando sbracate per terra, perché il tavolino non c'è più, perché manca quella terza gamba. La gamba del potere legislativo non esiste più, perché le leggi non le fa il governo attraverso i decreti legge, perché la qualità del Parlamento è scandalosa, perché difendono sempre e soltanto i loro interessi, quindi non fanno nulla che serva ai cittadini. La prova sono le leggi che vengono fatte ad personam. Quanto ci ho messo?